Allora, il Cardinale Prévost l'ho conosciuto nel 2012, quindi prima che diventasse vescovo e cardinale, e mi ha sempre molto colpito per la sua umiltà, per la sua preparazione e direi soprattutto per la sua competenza e la sua determinazione. Infatti penso che per i tempi in cui viviamo sia veramente, che lo Spirito Santo abbia soffiato forte questa volta. Ma noi, io e il futuro Papa, siamo legati a una persona, un agostiniano, che era il Cardinale Prosper Grech, e che è stato il secondo cardinale agostiniano creato nell'ordine, e quindi ci siamo conosciuti grazie a questa persona, che era veramente una persona legata a tantissimi papi, da Papa Giovanni XXIII in poi fino a Ratzinger, e Papa Ratzinger lo creò poi cardinale. Un ricordo particolare che ha di Prévost? Ma un rinfresco dagli agostiniani qualche anno fa, in cui scambiamo abbiamo avuto modo di scambiare qualche battuta, e lui è una persona che sa stare molto al gioco, ride, scherza, mi ha colpito molto questo, quindi non ho moltissimi ricordi in più da testimoniare, però diciamo che è una persona, secondo me, competente, una persona veramente buona, una persona che ha saputo commuoversi ieri e che sa trasmettere dei valori, e questo insomma. Ora che è diventato pontefice, quali pensa che saranno le sue prime azioni? Sicuramente un pastore legato alla missionarietà nella Chiesa, soprattutto una persona, penso, vicina ai poveri, quindi c'è continuità con il pontificato di Papa Francesco, anche se penso che a livello della liturgia e quant'altro sia una persona più, non oserei usare il termine tradizionalista, ma forse più inquadrato, ecco, dal punto di vista liturgico, e la cosa non guasta. Allora, sicuramente la scelta di questo nome è stata una scelta molto azzardata, però denota una cosa: come Leone XIII con la Rerum Novarum, quindi l'attenzione verso i lavoratori, ma anche una presa di posizione contro il modernismo, denota un distacco dell'attuale Papa penso dall'ideologia americana e trumpista, ecco. E quindi posso aspettarmi che insomma magari ci santifichi il Toniolo presto, e sarebbe veramente un vanto per noi pievigini.